generale il valore di questa serata è il valore poi di tutto il festival, cioè da partire dal 2015. In particolare questa edizione dà un certo margine di visibilità a formazioni giovani, come quella di stasera, che è una formazione, la vedete, di 15-16 archi ligure, sono studenti o diplomati dei vari conservatori liguri, soprattutto del Conservatorio di Genova. Poi abbiamo altri concerti in questa 7ª edizione, per esempio l'ultimo di chiusura è un quartetto italiano, un quartetto d'archi, veramente molto bravi. Poi c'è un'arpista italo-americana, poi abbiamo una violista da gamba italo-brasiliana, cioè sto cercando di creare degli spazi adatti a chi merita, ai giovani che meritano. Dare spazio ai giovani per valorizzare repertori che meritano di essere ascoltati. Certo, non solo per valorizzare i ragazzi stessi, ma anche repertori che da noi in Italia francamente sono un po' troppo dimenticati. Jean Sibelius, un compositore così importante finlandese, lui ha lasciato il suo cuore in questa regione qui. Questa terra è stata un'ispirazione per lui. E io vorrei dire che adesso, quando noi viviamo in Europa questo periodo molto difficile, abbiamo anche la guerra in Europa, è veramente importante che noi lasciamo crescere i legami, noi dobbiamo essere uniti, noi dobbiamo parlare insieme e la lingua della musica è anche una legame, una lingua comune. E per questo sono così felice di venire la terza volta per inaugurare questo Festival Sibelius. E noi ringraziamo veramente dal cuore il professor Armirio che anno dopo anno vuole continuare a lavorare con questo festival così bellissimo. Dal parte dell'ambasciata di Finlandia veramente noi ringraziamo questa regione bellissima. Tra l'altro un festival che dà spazio a giovani musicisti e forse proprio i giovani sono la speranza per la pace in Europa in questo momento. Esattamente, noi veramente dobbiamo lavorare insieme con i giovani, noi dobbiamo ascoltare cosa hanno a dire i giovani perché loro sono il nostro futuro.